Con Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture, parliamo di questi grandi progetti un po' nascosti, un po' già presenti, ma insomma cosa ci racconta in concreto? Beh, la Regione sta investendo moltissimo sulle gare ciclistiche, ovviamente su strada intanto, facendo un finanziamento continuo e costante sul miglioramento delle condizioni delle nostre strade, la loro messa in sicurezza, ma anche per progetti che non sono solo legati all'agonismo o anche all'agonismo per esempio del paraciclismo, ma anche progetti per la sicurezza stradale dei ciclisti, diciamo, ordinari, in particolare pensando ai nostri giovani. Ma non solo questo, stiamo lavorando anche per quanto concerne il velodromo Bottecchia per valorizzarlo, ovviamente essendo una struttura che quest'anno compie 100 anni, lavorando su una progettualità di copertura per garantirgli ovviamente un possibile utilizzo 365 giorni l'anno. Pordenone, prossima capitale della cultura, l'abbinamento con il Giro d'Italia, una storia ultracentenaria, assolutamente una cosina che si può spendere, no? Beh sì, la Regione investe molto sulla tappa friulana del Giro d'Italia come vetrina particolarmente ambita per poter mostrare il proprio territorio. È stato fatto per la Capitale Europea della Cultura nel 2025 per Gorizia e chiaramente stiamo lavorando per Pordenone 2027.